tutto e... Quest'anno purtroppo abbiamo dovuto fare questa manifestazione in streaming in diretta online sul sito Facebook della Proloco, però sicuramente non meno significativa. Vogliamo essere vicini a tutti quanti comunque. Ringrazio la Proloco, ringrazio l'Associazione Musica Nuova che ci è sempre vicina, ringrazio gli Elfi e Babbo Natale che sono passati per le case a raccogliere le letterine, perché era usanza per noi che i bambini venissero qui a portare la loro letterina a Babbo Natale, invece quest'anno Babbo Natale è andato a casa dei bambini. La cessione dell'albero in questi anni è diventata un qualcosa per Possagno di grande, di importante. Ha preso sempre più piede negli ultimi 10 anni questa manifestazione che partiva dalla piazza con un corteo, arrivava qui, arrivava Babbo Natale, si faceva il conto alla rovescia con i bambini e si accedeva all'albero, quindi un momento di gioia che non volevamo perdere e che quest'anno abbiamo portato dentro le case dei nostri cittadini attraverso il sito Facebook della Proloco. Questa è una tradizione che dura da più di 10 anni e ogni anno con la Proloco organizziamo questa serata. Prima di tutto di organizzare la serata bisogna allestire l'albero e quindi i nostri volontari si danno da fare per sistemare le luci inizialmente e dopo per allestire l'albero mettendo su le luci. Per queste vacanze natalizie adesso già da domani inizia il concorso dei presepi qua di Possagno. Sono presepi diffusi, cioè ogni contrada, ogni via può fare o di singola persone o famiglie o se no anche la contrada stessa, tutti insieme possono fare un presepe. E dopo a fine, verso gennaio, con la Befana vengono premiati i vari presepi che sono disposti in tutte le vie e contrade del paese.